Risparmia con il sole da Porrà Energia. L'impianto solare termico da 300 litri e tuo a soli 790 euro chiavi in mano. Fornitura e montaggio inclusi nel prezzo. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Sei un allevatore o lavori in agricoltura? Coldiretti Nuoro Ogliastra ti ricorda che sono in fase di predisposizione le domande premio PAC 2025. Coldiretti è al tuo fianco per tutte le informazioni e la predisposizione della presa dati per le domande. Coldiretti Nuoro Ogliastra. Ti aspettiamo nelle sedi di Lanusei in Viale Marconi e a Ierzu in Corso Umberto. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E quando mi riempi di offerte, allora sì che mi sento il carrello migliore del mondo. In offerta mozzarella arborea 3x100 grammi a 1,99 €. Tonno all'olio d'oliva Nostromo 6x60 grammi a 3,99 €. Passata di pomodoro classica Santa Rosa 700 grammi a 99 centesimi. Olio extravergine d'oliva Monini 1 litro a 5,99 €. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. Eurospar, via Bertulotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 20:30. Ah, l'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Air. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Air. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. Vuoi risparmiare sulla bolletta? Con Porrà Energia è il momento giusto. Installa un nuovo impianto fotovoltaico con accumulo e accedi al 40% di fondo perduto. Sì, hai capito bene, il 40% è a fondo perduto. Richiedi il sopralluogo gratuito a Porrà Energia. Zona industriale Baccasara Tortolì. Infoline 328 137 89 39. Anche WhatsApp. Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice Che, con il nostro notiziario, le news dall'Ogliastra. Partiamo questa mattina da Arbatax perché è stata abbattuta la vecchia sede della compagnia portuale. Da sabato pomeriggio le ruspe della ditta affidataria dei lavori hanno buttato giù l'edificio edificato mezzo secolo fa. Ad annunciare l'intervento era stata recentemente l'autorità del mare di Sardegna. L'intervento propedeutico alla realizzazione di un edificio polifunzionale della banchina di Levante. L'altro obiettivo era la riqualificazione paesaggistica e una maggiore sicurezza per i frequentatori dell'area, tra le più suggestive il piazzale Rocce Rosse di Arbatax, un fabbricato ormai abbandonato da anni, un tempo adibito a uffici della locale impresa portuale, infopoint e servizi igienici, che per l'autorità costituiva un vero e proprio intralcio all'afflusso nell'area per migliaia di visitatori e soprattutto nella stagione estiva per il grande pubblico degli eventi artistici di carattere internazionale. Entro la prima metà di luglio, quindi, il tratto compreso tra l'accesso all'area portuale e il piazzale verrà definitivamente liberato, restituendo così una cartolina suggestiva allo scalo e alle Rocce Rosse. L'intervento avviato è il primo step di un più ampio progetto di rilancio dello scalo ogliastrino. A dirlo è stato il presidente dell'autorità del mare di Sardegna, Massimo Deiana.
Ora, questo edificio che faceva da tappo all'ingresso del piazzale, per chi passa già da queste ore può ammirare direttamente gli scogli rossi. Ai lavori di abbattimento del fabbricato all'ingresso appunto del piazzale seguirà una nuova opera completamente amovibile e smontabile, cioè l'edificio polifunzionale dell'area imbarchi, una nuova opera che si estenderà per circa 350 metri e ospiterà al suo interno servizi essenziali per i passeggeri in arrivo e in partenza. Un punto ristoro, biglietteria e relativa agenzia marittima. Gli uffici degli ormeggiatori è considerata la vicinanza al porto turistico, attività per diportismo nautico e per il noleggio delle imbarcazioni. Andiamo avanti, ora passiamo a Lanusei, all'ospedale, perché sono stati aperti 2 nuovi ambulatori neurologici nel reparto di medicina. Dai giorni scorsi sono attivi uno per un ambulatorio per i disturbi del movimento rivolto alla cura della malattia di Parkinson e malattie affini, e un ambulatorio centro per i disturbi cognitivi e le demenze, entrambi coordinati dalla dottoressa Silvia Barca, specializzata proprio in queste patologie. 2 servizi che vanno a rafforzare l'offerta sanitaria della struttura complessa di medicina, che al momento vede operativi al suo interno ambulatori di diverse specialità. L'ambulatorio neurologico per i disturbi del movimento è attivo tutti i martedì dalle ore 15 alle 18, mentre il servizio centro per i disturbi cognitivi e demenze tutti i mercoledì dalle 15:30 alle 18. Nel corso del tempo abbiamo riscontrato che i nostri pazienti, per quanto riguarda i parkinsoniani, sono stati costretti a spostarsi a Nuoro e a Cagliari, osserva Antonello Cossu, direttore del reparto di medicina dell'ospedale di Lanusei. Con l'apertura di questi 2 servizi riusciremo a ridurre i disagi per gli ogliastrini che soffrono di queste patologie. Spesso sono costretti a viaggiare per ore con difficoltà anche per i loro caregiver, quindi oltre a evitare faticose trasferte, l'apertura dei 2 servizi apporta altri importanti benefici. Il vantaggio di avere degli ambulatori specifici per queste patologie nel nostro ospedale, sottolinea la dottoressa Silvia Barca, è quello di poter seguire nel corso del tempo i pazienti avendo a disposizione degli spazi dedicati alle persone fragili che presentano questi disturbi. Andiamo avanti con il notiziario, passiamo alla cronaca. Nei giorni scorsi i carabinieri della stazione di Barisardo e Tortolì hanno arrestato in flagranza di reato un 26enne di Barisardo responsabile di tentata estorsione aggravata ai danni della nonna. Era stata proprio l'anziana donna a contattare il 118 a chiedere aiuto, e quando i militari sono arrivati in casa hanno accertato la situazione di estremo pericolo in cui versava la donna, causata dalle continue richieste di denaro da parte del nipote. Quest'ultimo, non riuscendo a ottenere quanto richiesto, la intimoriva dicendole addirittura che avrebbe appiccato il fuoco alle lenzuola del letto. Passando in poco tempo dalle minacce ai fatti. I militari hanno arrestato il giovane, il quale era recidivo perché già nel maggio 2023 si era reso protagonista di condotte aggressive nei confronti dei propri familiari. Era stato infatti già denunciato dal padre 50enne per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, facendo scattare addirittura il codice rosso. L'arrestato è stato trasferito nel carcere di San Daniele a Lanusei. Nei giorni scorsi è stata convalidata la custodia cautelare in carcere da parte del giudice. Andiamo avanti, continuiamo con la cronaca, ma ci spostiamo a Baunei perché ieri pomeriggio i soccorritori del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti sul sentiero per Cala Golorizze per soccorrere un 57enne romano che era caduto riportando una frattura a una caviglia che non gli permetteva quindi di proseguire in autonomia. L'uomo si trovava in compagnia della moglie e dei 2 figli. L'allarme è giunto dalla centrale operativa del 118, è immediato l'intervento dei tecnici del soccorso alpino, è intervenuta in particolare una squadra della stazione Ogliastra
Astra, composta da un'equipe di soccorso con il supporto di ulteriori 3 tecnici. Dopo aver raggiunto l'infortunato nel sentiero per Cala Golorizze, hanno verificato le condizioni di salute, posizionato sulla barella e trasportato con la tecnica della portantina fino al parcheggio, dove l'attendeva un'ambulanza della pubblica assistenza volontari di soccorso di Urzulei, che lo ha poi trasportato all'ospedale di Lanusei. Chiudiamo con un evento che si è tenuto sabato nei locali della biblioteca di Perdas de Fogo. Qui si è tenuto un convegno perché i festival letterari organizzato da Giacomo Mameli, direttore artistico del festival Sette Sere, Sette Piazze e Sette Libri, e dalla Proloco Foghesu guidata da Vittorino Murgia. È stata una mattinata intensa sull'importanza di questi, che vengono considerati dei veri e propri presidi culturali, spesso nati in piccole realtà e, come si è più volte detto durante il convegno, lontane da porti e aeroporti. A moderare i lavori è stata la giornalista Francesca Lai. Si sono poi alternati al microfono le voci di direttori artistici e membri dei più importanti festival letterari isolari e non solo. Un incontro al quale ha partecipato anche l'assessore regionale alla cultura Ilaria Portas. Anche Giorgio Zanchini, condirettore del Festival del giornalismo culturale di Urbino, Gianmario Villalta, direttore artistico di Pordenone Legge, Maria Giulia Brizio, responsabile settore lettura per ragazzi Salone Internazionale del Libro di Torino. Per la Sardegna invece ha partecipato Francesca Casula di Entula, Luca Manunza di Capodanno de Sos Poetas, Marcella Mulas e Aurelio Pullara, l'Isola delle Storie, Claudio Moica di Libero Evento e tanti altri. Un bel intervento anche dell'ex assessora alla cultura del comune di Nuoro, Rachele Piras, che ha raccontato dell'iniziativa Cortili in lettura. A Foghesu invece il gruppo di lettura Anima Libri, nato da una costola dell'associazione Saumo Nostra, presieduta da Mirella Martini, organizza manifestazioni e iniziative di promozione alla lettura. È stato poi ricordato ovviamente che il Festival di Perdas de Fogo è in programma, Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri, è in programma dal 28 luglio al 3 agosto. Quest'anno il tema del festival è l'ideale che illumina questo silenzio, di Pierpaolo Pasolini. Chiudiamo così il notiziario di oggi, ma vi do appuntamento come sempre a domani mattina con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.